Uno squillo di telefono che ha avuto lo stesso effetto di una luce potente, capace di rischiarare ogni angolo più buio. Dopo 181 giorni di buio e di un silenzio straziante, nel pomeriggio è arrivata finalmente la notizia che a Venezia, ma in tutta Italia e non solo, attendevano da giorni. Finalmente l'altra notte dal carcere di Caracas, dove si trova ingiustamente arrestato dal 15 novembre 2024, Alberto Trentini, il cooperante italiano 45enne originario dell'Isola di Venezia, ha potuto chiamare a casa e rassicurare la sua famiglia. Spero di tornare presto a casa, ha detto Alberto alla mamma, con voce chiaramente rotta dall'emozione, precisando che è in buone condizioni di salute e in carcere può assumere regolarmente i farmaci di cui ha bisogno per la sua salute, il migliore degli inizi per le prove di disgelo nei rapporti diplomatici tra i due paesi di Italia e Venezuela. Una telefonata arrivata improvvisa ma non inaspettata, frutto di un lungo e importante lavoro diplomatico svolto da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. La mobilitazione e la solidarietà per Alberto e la sua famiglia continuano, come spiega il coordinatore nazionale dell'Associazione Articolo 21, il giornalista Giuseppe Giulietti. 6 mesi è un tempo lunghissimo. Pensate al tempo di Alberto in quel carcere venezuelano o ai suoi genitori. Alberto non è responsabile di alcun reato. Sì, forse ha commesso un peccato, il peccato di solidarietà, perché adesso la solidarietà viene considerata quasi un reato. Ha speso la vita per gli ultimi. Qualche segnale forse c'è qualche spiraglio, ma è difficilissimo, perché sino a quando non arriverà l'unica vera telefonata che aspetta questa famiglia, che è quella sul giorno del ritorno a casa, tutto il resto rischiano di essere parole. L'impegno continua dunque, fino a quando Alberto non sarà potuto tornare a casa. Continuare a fare una pressione positiva, tenere sempre altissimo questo nome, far sapere al governo italiano e a chi sta trattando che c'è la solidarietà e la pressione di un'intera comunità, non solo locale ma anche nazionale.